Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore. E con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Riprendono al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto le audizioni delle prove eliminatorie del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc. Abbiamo ora gli ultimi 3 concorrenti. La prima è Magdalena Sipriniewski, 27 anni, francese. Al pianoforte Monica Cattarossi, pianista ufficiale.
La prossima concorrente viene dalla Lituania, ha 19 anni, si chiama Eva Tersarkisova. Al pianoforte Monica Cattarossi.
Ultimo concorrente in gara viene dalla Svezia a 21 anni. Si tratta di Jonathan Turgeon. Al pianoforte Monica Cattarossi.
Si sono così concluse le prove per le eliminatorie del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto. Ora la giuria si ritira per deliberare in merito alla missione dei concorrenti alla semifinale che si terrà domani alle ore 14. Gli esiti saranno comunicati in sala presumibilmente fra un'ora circa. A più tardi.